Dal 7 novembre al 2 dicembre la colonia Don Bosco di Dunaverde a Caorle ospiterà un corso di formazione di alta ristorazione organizzato dall'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Venezia. Il corso è un denominato corso di alta ristorazione, è alla 9ª edizione, un corso per tutti gli addetti alla ristorazione, per gli addetti delle nostre cucine, comin, chef che vogliono aumentare la propria professionalità. A chi frequenterà il corso viene rilasciato, come tutti i corsi dell'ente bilaterale, un attestato di partecipazione spendibile nel mondo del lavoro. Ricordiamo che proprio perché siamo alla 9ª edizione, da questo corso sono usciti molti degli chef che operano su tutto il nostro litorale, da Bibbione fino a Chioggia, e quindi è una possibilità che viene data gratuita, importante. Scopo del corso, una vera e propria full immersion altamente qualificante, è puntare ad alzare sempre di più l'asticella della qualità dei servizi, puntare sulla professionalità dei collaboratori e aumentare il livello di preparazione del personale. Una prospettiva quanto mai utile, soprattutto in un comparto e un territorio così importante e ricco di proposte e sapori, come quello dell'enogastronomia della costa veneta. I vantaggi di questi corsi è che aumentano indubbiamente la professionalità dei nostri dipendenti, del nostro capitale umano, e l'attestato che viene rilasciato è un attestato importante, riconosciuto, dove le imprese guardano con particolare interesse, proprio perché aumentando l'informazione e le capacità che hanno i nostri dipendenti si aumenta quella che è la qualità del servizio in azienda e si migliora la qualità generale della località.